È un'emergenza senza fine, Lampedusa non ce la fa a contenere il numero di migranti che sbarchi su sbarchi arrivano sulle sue coste, 30 nelle ultime 24 ore e 1050 all'interno dell'hotspot. Musumeci è pronto a raggiungere immediatamente le Pelagie e attivare una task force che martedì sarà sul posto per una verifica delle condizioni igienico-sanitarie del centro di prima accoglienza e usa parole dure nei confronti di Roma. Se è sua competenza, perché non interviene? Intanto anche Agrigento non viene risparmiata dagli approdi di migranti incontrollati e stamani nella centrale spiaggia dell'Holiday Park, prima traversa del Viale delle Dune, un barchino abbandonato poi sull'arenile ha depositato il proprio carico umano e i migranti si sono dileguati senza lasciare le tracce. E data l'emergenza Covid-19 c'è preoccupazione tra gli abitanti, le ricerche sono in corso. Sono pronto a mettermi a bordo della mia barca e raggiungere direttamente Tunisi da Lampedusa, lo dice oggi il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello, che ha inviato una lettera al presidente tunisino Kazid Sayed per chiedergli un incontro in merito alla situazione relativa al continuo flusso di migranti dalla Tunisia verso Lampedusa. Non intendo stare con le mani in mano e continuare ad assistere a questo continuo ripetersi di sbarchi che sta mettendo in ginocchio la nostra isola. Nella lettera il sindaco Martello chiede altresì un incontro al presidente tunisino affinché Lampedusa possa collaborare con il suo governo ed avviare una serie di iniziative internazionali e di accordi bilaterali per contribuire a superare l'attuale emergenza umanitaria.